Stavano riempiendo 4 grosse taniche con 100 litri di benzina, un atteggiamento sospetto che i carabinieri hanno subito notato. Quando si sono fermati per il controllo, i militari hanno scoperto che i due uomini stavano prelevando il gasolio con una carta carburante clonata. In manette sono finiti due uomini di 53 e 38 anni provenienti dalla Moldavia, residenti a Santa Maria di Sala e a Borgorico ed entrambi con precedenti. I due si stavano rifornendo in un distributore di via del Plebiscito a Padova, utilizzando una scheda carburanti clonata ad una società cooperativa della provincia di Bologna. La carta era nascosta sotto il sedile. I carabinieri hanno deciso così di perquisire anche le abitazioni. A Santa Maria di Sala, a casa del 53enne, all'interno del garage sono state recuperate altre 13 taniche da 25 litri e 5 taniche da 20 litri per un totale di 420 litri di gasolio, radio ricetrasmittenti e tutto l'occorrente per la clonazione delle carte carburante. Il materiale è stato sequestrato, i due sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso e falsificazioni di strumenti di pagamento.